Rieccoci ritornati e prima di salutare i nostri ospiti facciamo un'ultima domanda, che è quella che mi piace di più parlando del futuro, degli obiettivi che appunto hanno in mente. Saluto adesso, perché abbiamo avuto il cambio dell'ospite, volevo salutare Giovanni Conte, presidente dell'Associazione sulle Donne, che sostiene le donne operate al tumore attraverso appunto attività e percorsi di riabilitazione. Scrivetevi per favore appunto su un foglio che ogni martedì mattina c'è questo percorso di riabilitazione all'ospedale di Dolo, quindi mi raccomando soprattutto a queste persone che stanno passando questo brutto momento di fare questo percorso di riabilitazione tramite appunto Giovanni Conte, che sta dando una mano a questa associazione, e faccio i miei vivissimi complimenti. Salutiamo Roberto Pesce, organizzatore di eventi, che rende possibile tutto ciò, e facciamo un'ultima domanda guardando al futuro. Roberto, se vuole magari dirci qualcosa. Guardando al futuro, la speranza mia è che appunto riuscire a raccogliere questi fondi come l'anno scorso per aiutare queste associazioni, e lo dico sempre che finché anch'io ho la mia età, finché ho tempo, finché ho la salute, porterò avanti questi. Volevo ringraziare Adriano, responsabile delle auto americane, che ci ha dato la possibilità di organizzare una serata dalle 16 alle 17 di martedì 2 giugno, con l'esposizione di auto americane, un ritrovo statico di auto americane, e ci sarà anche accompagnato da un ballo country, da DJ Kennedy e DJ Francesca. Ecco, un giorno di festa, il 2 giugno, segnato. Il 2 giugno che è compreso, diciamo, nel programma della serata. Ma ci facciamo un po' di pubblicità, sì, anche noi di grazie di cuore ad Adriano, grazie di cuore, vi aspettiamo numerosi a questa manifestazione solidale. Grazie anche a Giovanni Conte, salutiamo anche Marta Vannin di Due di Oro, di Campalto Venezia, insieme anche alla sorella, che insieme hanno creato questa realtà di gioielleria, no? Proprio sul territorio di Campalto di Venezia. Magari vuol dirci qualcosa? Anche sì, certamente. Certamente, i nostri progetti, se vogliamo dirli così, è di comunque stiamo ampliando questa nostra collezione collaborando con un nostro cliente che fa delle perle di vetro a lume, e per cui abbiniamo i nostri gioielli a questi, per cui già ampliamo un po' questo. E poi per farci conoscere, come si parlava prima, bisogna essere social, per cui noi ci trovate su Facebook o su Instagram, dove Laura pubblica sempre i suoi lavori e questa nostra collezione. E in più abbiamo questo progetto che a noi sta molto a cuore, di poter partecipare al Salone dell'Alto Artigianato, che si terrà dall'1 al 4 ottobre all'Arsenale di Venezia. L'anno scorso abbiamo avuto la collaborazione con la Camera di Commercio, abbiamo potuto partecipare in collaborazione. Quest'anno speriamo di avere un nostro stand, per cui avere la possibilità proprio di mostrare la nostra collezione, i nostri lavori, e sarebbe veramente per noi una bella occasione. Assolutamente, ve lo auguro con tutto il cuore. Ringraziamo anche noi la vostra ospitalità, siete stati molto carini con noi. Grazie. E chissà, magari ci possiamo vedere anche altre volte. Assolutamente sì, volentieri. Grazie Marta, grazie Laura. Salutiamo anche Mary Valentina Vanceo dell'ente di formazione di Confesercenti Veneto, che da anni appunto, come vi ho detto, segue progetti dedicati alla valorizzazione del gelato artigianale italiano, no? Signora Mary, quali sono magari i progetti, gli obiettivi, parlando del futuro? Beh, l'obiettivo è di non mollare. Assolutamente, questo è statico come prima. Sì. Essendo che all'interno di un progetto europeo che si chiama Interreg Italia Croazia, nello specifico con un progetto Gusti si chiama, quindi rinnovare itinerari esistenti sul territorio, continuiamo a supportare anche le gelaterie, in questo caso la gelateria di Filippo Bano, di Gelateria Le Terme, di Abano Terme, all'interno di un'iniziativa itinerante che l'abbiamo chiamata Taste the Destination, territorio in azione. Partiamo da Noventa Padovana insieme a Esercenti attraverso un aperitivo street 22 di maggio dalle 6 di sera.
Poi per spostarci appunto da Filippo, il 15 di giugno, sempre dalle 6 di sera, dove lui, insieme anche ovviamente sempre alla collaborazione di Venice Promex e altri enti diciamo sul territorio presenti, e insieme al CNR andremo a parlare di gelato come prodotto salutare anche, dove Bello. loro proprio a livello Stavo neurologico parlando prima. dimostrano gli effetti positivi che può avere un buon gusto proprio anche sulla salute delle persone, nonché ovviamente attraverso la ricerca dimostrata dal CNR di quanto effettivamente possa favorire la diminuzione degli zuccheri nel corpo e via dicendo. Ci sposteremo poi a Este il 26 di giugno, dove organizzeremo una cena con Delite con prodotti diciamo del territorio, per finire a Pieve di Sacco alla Corte Zecchina, un agriturismo dove organizzeremo una bella caccia al tesoro il 7 di luglio con degustazione e tutto, e perciò vi aspettiamo. Bello, grazie mille Mary di questa intervista, grazie di essere rimasta qui con noi. Salutiamo anche Roberto Giuffè e le chiediamo velocemente magari qualche progetto per il futuro per la pasticceria Milady. Allora, il nostro progetto sarà una scuola di formazione professionale mirata per italiani ed extracomunitari, che sono quelli che portano avanti le aziende d'Italia. Per fortuna ci sono, perché grazie a loro che si continua a creare il prodotto artigianale, perché se non ci fossero loro i nostri purtroppo non hanno cambiato mestiere dopo il Covid, e quindi insegneremo a queste persone a rispettare le normative igieniche e sanitarie, insegneremo dei prodotti che noi non facciamo più perché non riusciamo a farli, quindi riusciremo ad insegnargli tutte le torte, le paste, tutti i prodotti che facevamo una volta. Abbiamo tantissimi prodotti che non vengono più fatti, li insegneremo a fare loro, rispettando sempre le normative, allergeni e tutto il resto. Poi avremo questo track che girerà per Jesolo e per delle location private, ok, che abbiamo già diverse prenotazioni, che sarà una cosa unica. Difatti è l'unico esemplare al mondo, quindi è una cosa molto strana, e difatti non ci lasciano correre per strada, anche è pericoloso perché ci bloccano, ci fotografano, ci fermano, ci chiedono i margherini, e siamo un po' preoccupati solo per quello. Difatti lo posizioneremo sui posti con una guardia, perché la macchina è una macchina fuori misura. E poi ci saranno le vendite nei nostri nuovi distributori automatici in giro per il Veneto momentaneamente, quindi faremo la produzione, lo stoccaggio, l'imballaggio e la vendita sui distributori automatici. E dando una mano anche alle persone autistiche e ai disabili nella vendita del prodotto, che verrà codificato con dei colori, e quindi sarà molto più semplice di quello che può sembrare, perché quando il cliente digita il colore alla persona dietro il banco viene fuori nella stampantina il colore stesso, la persona autistica o disabile prende il colore che c'è stampato sulla scatola, lo consegna al cliente. Il cliente lo paga addirittura mentre lo compra con il telefonino, con il bancomat, e questo è il futuro della pasticceria Milady da quest'estate a quest'inverno. Bravissimi, grazie mille, grazie Roberto, un saluto caloroso a tutti i nostri ospiti, ai telespettatori che si stavano guardando. E vi lascio con la scuola di ballo Swingers. Noi ci vediamo ogni domenica alle ore 21 qui su Televenezia. Vi ricordo che il mio libro è acquistabile su Amazon, su internet, Forte e Fragile, perché tutti noi siamo così. Ciao, un bacio a tutti voi, ecco a voi i Swingers.